Giuseppe Garibaldi. Il suo nome lo conosci, lo so. E forse conosci anche uno dei suoi soprannomi, l'eroe dei due mondi. I due mondi sono l'Europa e l'America del Sud, perché Garibaldi ha combattuto in entrambi i continenti. Garibaldi è nato a Nizza, sotto il regno sardo, da genitori italiani, liguri. Il padre era marinaio e anche Giuseppe all'inizio sceglie la via del mare. Parte come mozzo e naviga moltissimo, nel Mediterraneo e non solo. Nella locanda di un porto russo entra in contatto con le idee mazziniane. Da quel momento la lotta per l'unità d'Italia diventa il suo obiettivo. Partecipa ad alcuni tentativi falliti di rivolta, si dà alla clandestinità e ripara in Brasile. In Sud America non se ne sta con le mani in mano. Combatte in diverse battaglie per l'indipendenza dei popoli locali. In Uruguay conosce una ragazza del posto, Ana detta Anita, e la sposa. Nel 1848, un anno fondamentale, Garibaldi rientra in Italia per partecipare alla fase finale della prima guerra di indipendenza contro gli austriaci. Dopo il fallimento della Repubblica Romana, Garibaldi cerca di raggiungere Venezia, che ancora combatteva contro gli austriaci. Durante l'avventuroso viaggio, Anita si ammala di malaria e muore. Garibaldi va all'estero, passa anche un periodo a New York, ma non resiste. Torna per partecipare alla seconda guerra di indipendenza, al comando dei cacciatori delle Alpi. Al termine della seconda guerra di indipendenza, alla testa di un plotone di 1000 volontari in camicia rossa, Garibaldi sbarca a Marsala dalla Toscana e libera il sud d'Italia dai Borboni. È il 1860. Ripeto, 1860. In Campania, Garibaldi consegna i territori conquistati a Vittorio Emanuele II, che diventerà il primo re d'Italia. E secondo te, Garibaldi si ferma qui? Ma no, contro il parere del re prova a marciare verso Roma per liberarla dal Papa e viene ferito in Calabria, all'Aspromonte, il 29 agosto 1862. Indovina da chi? Proprio dalle truppe del re, ovvero dall'esercito italiano. 5 anni dopo, ormai sessantenne, ci riprova, ma viene di nuovo bloccato a Mentana, stavolta dai francesi, alleati del Papa. Muore a Caprera, in Sardegna, dove si era ritirato nel 1882. Si sentiva un po' dimenticato dall'Italia, ora unita, Roma compresa, anche grazie a lui. Aveva 74 anni, quasi 75. Tutto chiaro? E se non è chiaro, ripassa da qui, ripassa da noi.